voi non siete partiti No. a causa della nebbia? Sì, domani partiamo teoricamente. E dove eravate diretti? E a Bruxelles, Charleroi. Quindi tutto annullato. Sì. C'è chi è rimasto letteralmente a terra, chi ha dovuto aspettare ore. Di certo la nebbia ha colto di sorpresa centinaia di passeggeri al Canova di Treviso. A metà giornata erano 6 i voli in arrivo dirottati in altri aeroporti, 2 su Trieste, 1 addirittura a Pisa, 3 su Venezia. Oggettivamente parlando comunque ho riscontrato una serie di problemi, tanto è vero che aspettavo appunto mia madre qua all'uscita dall'aeroporto e purtroppo non è potuta venire a causa appunto del dirottamento verso Venezia. Quindi che volo era? Era il volo da Trapani, esattamente da Trapani Birgi. Speriamo in un rimborso a questo punto, quantomeno dalle compagnie aeree. Copione simile per le partenze da Treviso, 2 le cancellazioni mentre un volo è stato rinviato di quasi 24 ore. In mezzo tanti ritardi, soprattutto nelle rotte verso l'est Europa, un calvario arrivare a Tirana e Bucarest. Hanno detto che dobbiamo andare alle 5:45. Hanno cancellato. Sì, pazienza, sì. Devi partire tu? Io con mia mamma. Treviso Bucarest. No more flight. I hope tomorrow morning will be clear because I want to go home. Problemi anche per i trasporti su gomma, così in autostrada sulla tratta Rimini-Treviso. Non si vedeva niente, non si vedeva niente. In 5 ore di 5 ore di autostrada. nebbia, 4 ore di nebbia fai. Paul, che lavora in un parcheggio, ha passato buona parte della mattina a fornire indicazioni a molti viaggiatori smarriti. Ma qua tanti nebbia. Quindi voli annullati, un disastro. Sì, adesso hanno detto che anche se lamentavano tutti i clienti perché io sono qua, mi sono padrone qua dell'azienda, della Capio Vecchio. Una situazione destinata a ripetersi nei prossimi giorni con relativi disagi. Non solo, c'è il rischio che la qualità dell'aria ne risenta ulteriormente. In pianura abbiamo la nebbia persistente, naturalmente l'aria staziona, permane nei bassi strati e oltre alla nebbia c'è anche l'inquinamento perché non riesce a dissolversi. Questa è una situazione che andrà avanti nei prossimi giorni, certo si potrà attenuare temporaneamente, ma è una situazione probabilmente che durerà una decina di giorni almeno. Bisogna rassegnarsi quindi alla nebbia. Bisogna rassegnarsi, ormai il concetto di bel tempo è cambiato, questo sarebbe un tempo stabile, però non serve a nulla veramente.